Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Non pensarci, Federico Baroni a Paolino Express qui su Radio Godot, una canzone che mi dà il senso dell'estate, mi mette allegria. Dopo che ho sentito questa canzone ho detto lo devo assolutamente contattare, chiamare, devo raccontare della sua musica e l'abbiamo al telefono con noi. Buon pomeriggio Federico. Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi. Beh, allora, ciao. Questa canzone dà anche il titolo all'album, un album un po' sudato, ci hai messo un po', vero, a farlo uscire? Sì, è un album diciamo che rappresenta un po' il riassunto di questi 4-5 anni di viaggi, di musica, di esperienze, di storie d'amore, batoste, un po' tutto quanto quello che ho vissuto in questi ultimi 4-5 anni. Beh, solitamente in 4-5 anni immagino tu abbia scritto tantissimo. Quanto materiale è rimasto fuori? In realtà c'è già, se si può dire, un secondo disco quasi già pronto, perché chiaramente ho scritto un sacco di canzoni, però abbiamo scelto queste 9 canzoni perché diciamo erano collegate tra loro sia a livello proprio di vissuto mio, che di significato, che proprio a livello musicale, di sound. Okay. E quindi questa è stata diciamo una scelta che è arrivata su tanti brani, ecco. Ok, l'album è Non pensarci, che è disponibile ovviamente nei negozi e su tutte le piattaforme digitali. Sento un po' disturbato Federico, dove ti trovi adesso? Sei per strada? Che tu so che vivi molto la strada, sei sempre a suonare eccetera. Io sì, perché sono arrivato appena adesso a Milano e quindi sto in giro perché sono arrivato col treno, mi sentite? Sei in metropolitana, dove sei Federico? No, sono in mezzo alla strada ma non ci sono macchine. Allora fai una cosa, ad alta voce, prendi il fiato e fate silenzio tutti quanti così vediamo di riuscire a sentire. Fate silenzio che devo fare un'intervista. Bravissimo, esatto. Tanto sarai abituato tu, perché ricordiamolo, tu sei un busker, quindi hai iniziato praticamente suonando e cantando per strada, quindi immagino tutte le volte che hai suonato, cantato e magari hai dovuto anche sopportare le persone che passavano in maniera un po' distratta, no? Come si fa a essere concentrati e cantare per strada? Hai detto bene, perché comunque l'esperienza della strada è un'esperienza proprio che ti fa crescere a 360 gradi, cioè sia proprio a livello artistico, perché comunque ti dà la possibilità di metterti davanti a situazioni sempre diverse, e sia proprio a livello personale mi ha fatto crescere molto, perché come dici tu ci sono persone che passano che magari vengono incuriosite e attirate dalla tua musica, mentre altre magari a cui non frega minimamente. No, certo. E quindi chiaramente è una sfida, cioè nel senso è un esercizio tutte le volte cercare di fare una bella performance live senza farci condizionare magari da, non so, un passante che magari passa e fa una smorfia, piuttosto che comunque per strada te ne succedono di tutti i colori. Mi è capitato anche di litigare con uno in casa che voleva dormire e mi voleva cacciare, quindi sono successi di tutti i colori. E va bene. Però sì, è un'esperienza io che consiglio tantissimo per magari artisti alle prime armi che vogliono crescere, e che quindi magari non hanno la possibilità, vivendo magari in piccole città, di suonare anche nei pub, sì, o nei piccoli locali, e quindi con questa scusa della strada hanno un palco sempre a disposizione dove poter fare comunque esperienza, gavetta, crescere e suonare. Quindi è veramente un'esperienza che consiglio tantissimo. Ecco, a me la cosa che piace molto di te Federico è il fatto che ti contraddistingui proprio per questo, perché nonostante l'esperienza ai bootcamp di X Factor e di Amici, e poi ne parleremo con Maria De Filippi, sei comunque voluto restare nella tua dimensione, comunque non hai tradito, diciamo, la tua personalità. Questo ti fa sicuramente onore. Come si fa a restare se stessi toccando appunto situazioni importanti come può essere Amici di Maria De Filippi, ma restando così legato e affezionato a quello che è il tuo percorso e il tuo passato? In realtà il talent io l'ho sempre visto come un mezzo per arrivare dove volevo, cioè non un punto di arrivo, ma appunto una vetrina per farmi vedere, per farmi conoscere. Però poi
cioè con la consapevolezza che dopo quel percorso sarei rimasto me stesso e avrei continuato a fare quello che ho sempre fatto. In realtà lì è stata anche, diciamo, una scelta presa con la mia etichetta Artist First, che ha detto, invece magari di fare come tanti artisti che arrivati a un certo punto magari rifiutano il fatto di tornare ad avere un contatto proprio diretto con le persone, di tornare da dove hanno incominciato, tipo per strada, certo. Abbiamo deciso invece di costruire proprio un punto di forza su questa cosa, quindi appunto di organizzare questo tour in giro per strada che partirà sabato da Napoli, sì. E quindi promuovere questo disco in maniera un po' diversa, un po' alternativa devo dire la cosa, però forse l'originalità, un po' indie. Esatto, però forse l'originalità premia, no? Perché adesso, a parte tutto, ma i talent davvero stanno buttando fuori, fra virgolette, sul mercato discografico tantissimi personaggi. Quello che forse è difficile è farsi ricordare, quindi forse con questo tuo modo di fare e la voglia di continuare a essere anche un po' busker, sicuramente ti premierà, no? Che dici? Speriamo, lo spero vivamente. Facciamo le dita. E adesso c'è un tour che sta partendo, giusto? Appunto, me lo anticipavi poco fa, il 18 maggio a Napoli da via Toledo. Ecco, tutti i concerti saranno intorno alle 16, giusto? Così non disturbiamo gente che vuole dormire, giusto? Sì, saranno tutti intorno alle 16, un'oretta di live e poi, diciamo, farò solite cose, comunque foto, conoscerò di persona magari gente che ho sempre magari visto, con cui mi sono scritto solo sui social. Ok. E poi durante questo tour ho organizzato un sacco di cose per coinvolgere un po' tutti, da video che verranno realizzati in ogni città fino a foto backstage, dove diciamo che caricherò sul mio nuovo sito, merchandising, porterò anche dei dischi per chi non è riuscito a prenderli ancora. Ci saranno degli ospiti in ogni città. Alcuni sono amici, alcuni sono invece artisti, non soltanto cantanti. Cioè, ho voluto proprio invitare delle persone degli artisti, no? Quindi da ballerini a musicisti, violinisti, trombettisti, quindi vorrei proprio creare un evento dove la gente viene e dice: cavolo, mi sono proprio divertito, capito? Ho incontrato anche altre persone che non conoscevo, altri artisti. Voglio creare proprio un momento, e su questo devo dire mi ha ispirato tantissimo Giovanotti, che per me è un punto di riferimento proprio a livello di intrattenimento, di idee. È un comunicatore non da poco. È un comunicatore pazzesco, sì. E allora ricordiamo le date che sono uscite tra l'altro poche ore fa, pochi giorni fa: il 18 maggio appunto da Napoli, il 25 maggio a Rimini, il 1 giugno a Bologna, 8 giugno qui a Roma in Via del Corso, e sicuramente ci vedremo, e il 15 di giugno a Milano. Vogliamo dire quanto è difficile però organizzare un concerto in strada? Perché poi ho letto nei vari social: perché non vieni in Sicilia, perché non vieni in Sardegna, perché no... Bravo. Raccontiamo, esatto, non è così facile. No, non che organizzare dei live nei locali sia facile, ovviamente. No, vabbè, però ok. Proprio per strada ci vogliono dei permessi, perché tante volte la gente pensa che basti andare lì, mettersi e suonare, no? No, quindi... esatto. A livello burocratico invece si possono incontrare un po' di ostacoli, ecco. Ovviamente se fosse per te saresti ovunque, se fosse per me chiaramente sì. Poi ci tenevo appunto a dire anche a queste persone magari che se non sono riuscito a venire, comunque magari con un tour nei locali cercherò di arrivare anche in quei posti dove non sono riuscito ad arrivare con lo split tour. E adesso ci ascoltiamo la canzone Disordine, un'altra canzone appunto dall'album Non Pensarci, e poi torniamo con Federico Baroni perché abbiamo altre 2 o 3 domande da farti, e poi ti lasciamo libero il tuo pomeriggio. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Disordine, Federico Baroni a Paolino Express dall'album Non Pensarci, l'abbiamo sempre qui al telefono con noi. Allora Federico, c'è, devo dire, molto ottimismo verso i giovani d'oggi. Io quando vedo e incontro artisti come te, pieni di tante idee,
mi si allarga il cuore alla faccia di chi dice che i giovani non hanno idee. Anche solo il fatto di questo tour nelle vie, devo dire che conferma il fatto che di artisti con tante belle idee ce ne sono ancora, no? E quindi sarà bello vedere te dal vivo coinvolgere anche altri artisti. Allora, io vi ringrazio perché per me è molto dà una bella carica sentir dire che comunque sta arrivando tutto questo, quindi per me è molto importante. Guarda, io penso infatti, che la cosa più importante sia l'entusiasmo e da te traspare, quindi già da questo direi che parti con una marcia in più, quindi questo è un mio complimento fra virgolette, ma ti auguro anche di continuare con questo entusiasmo che nei vari vicoli ciechi e bui della musica italiana ad oggi non è facile. Comunque allora siamo a Paolino Express, quindi parliamo anche di viaggi, quindi le ultime domandine che ti farò saranno un po' sul tema del viaggio e ti volevo chiedere, visto che appunto sei tu sempre in viaggio, se c'è un viaggio nello specifico che ti è rimasto nel cuore e che ricordi con affetto. Beh, sicuramente il primo viaggio che ho fatto all'estero, in cui ho provato per la prima volta l'esperienza di suonare per strada. Okay. Quella è stata proprio l'esperienza che mi è rimasta di più. Ho fatto questo viaggio praticamente con l'Interrail. Ah, ok, sì. Storico Interrail, praticamente ti dà la possibilità di comprare un biglietto e viaggiare in quel paese liberamente, a qualsiasi orario, con qualsiasi treno, per un tot di viaggio ovviamente. E io mi sono fatto 2 mesi da solo in Inghilterra, girando per trovare un po' di ispirazione musicale, perché avevo appena iniziato a suonare la chitarra. E un giorno alla fine di questi 2 mesi ero a Liverpool, ho provato per la prima volta proprio a suonare per strada sul sito di un busker, di un ragazzo che stava suonando lì, e questa esperienza mi ha proprio totalmente folgorato, cioè amore a prima vista. Io avevo ero emozionatissimo, a malapena mi usciva la voce, perché chiaramente è veramente difficile suonare per strada. Certo. Io prima di sciogliermi ho impiegato a Roma, ho impiegato circa 2 mesetti. Perché proprio... dove non ti conosceva nessuno veniva forse un poco più facile, no? Sì, certo. Ma proprio il fatto di suonare in mezzo alla strada, cioè posso assicurare che sembra una cosa facile da vedere da fuori, però veramente è come abbattere un muro. Certo. E comunque questo mi ha aiutato tantissimo, quindi quell'esperienza la ricordo proprio come se fosse ieri. Senza dubbio è la passione quella che aiuta poi a dire ok, partiamo anche oggi, pronti, facciamo il primo accordo e iniziamo a cantare anche in questa via, no? Quando c'è una voglia, una sicurezza di quello che vuoi fare, di quello che vuoi dire, poi forse va da sé. E invece nella valigia di Federico Baroni cosa non manca mai? Cos'è la prima cosa che dici questa deve esserci a tutti i costi? La chitarra. Ok. Cioè, io viaggio sempre con almeno 2 valigie perché la chitarra c'è sempre. Mo' anche a Milano mi serve a niente probabilmente, però me la sono portata perché è proprio una cosa che c'ho così di default. Sei uno di quelli che praticamente appena arriva un po' l'ispirazione è pronto con il registratore, no? Sì, infatti ho scritto un pezzo in treno mentre stavo venendo qua. Che meraviglia. Quindi... ok. E invece il momento buono. Okay, esatto. Invece il viaggio che speri di fare? Il viaggio che spero di fare, in verità ho viaggiato tantissimo anche con i miei genitori, però il viaggio che mi manca è il Giappone. Vorrei andare in Giappone. Vabbè. Anche in America. Ok, vabbè, una cosa alla volta, Federico, ho capito che intanto c'è Napoli, Rimini, Bologna, Roma e Milano che ti aspettano per questo tour in giro per le città d'Italia per presentare quest'album Non Pensarci. Personalmente sicuramente ci vedremo l'8 giugno a Roma in Via del Corso. Io ti ringrazio, Federico, e spero di vederti presto dal vivo live suonare, e intanto ti seguiamo sui vari social. Grazie a te, alla tua radio, saluto tutti i ragazzi e le persone che ci stanno ascoltando e poi ti aspetto a Roma ovviamente. Volentierissimo. Va bene, ci salutiamo con l'ultimo singolo, l'ultimo video uscito sui tuoi canali, che è Profumo. Ciao a tutti. Ciao Federico, grazie ciao. Ancora, buona giornata, ciao.